Amici di Calcio Napoli 24, benvenuti all'esterno dello stadio Maradona di Napoli per la gara di quest'oggi Napoli-Sassuolo. Situazione surreale qui a Fuorigrotta perché ci sono pochissimi tifosi presenti qui all'esterno della curva B, dove invece di solito si radunano centinaia e centinaia di tifosi che appunto attendono l'arrivo del Napoli che invece col suo pullman in primis non è neanche passato, qui non passerà qui dall'ingresso all'esterno, l'ingresso solito dove arrivano sempre i pullman, ma ha preferito defilarsi da un altro ingresso, quello laterale di Via Claudio, sintomo di come l'ambiente e tutta la tifoseria e anche la società non abbia così tanta voglia di avere un confronto con la tifoseria, che però comunque volente o nolente allo stadio ci sarà e esprimerà probabilmente il suo dissenso nei confronti della squadra di Spalletti, che ha gettato alle ortiche di fatto questo scudetto che poteva essere vinto ampiamente dopo i risultati, tra l'altro altalenanti, di Inter e Milan, non ultimo Bologna-Inter di mercoledì. Prima di andare a sapere quali saranno le formazioni, le probabili almeno, prima delle ufficiali, andiamo anche a sentire qual è il parere di alcuni tifosi. C'è qualcuno qui che vuole dire la propria. Tu come ti chiami? Michele, Michele, allora il tuo parere su questa sconfitta di Empoli e soprattutto perché siete qui? Perché sui social abbiamo letto numerose contestazioni, chi voleva disertare, chi invece come voi è presente oggi. perché è la seconda partita che vengo a vedere al Maradona. Spero di vincere, perché da quando sono venuto qua al Maradona ogni partita abbiamo perso. Spero che oggi la vinciamo. Speriamo di sì, anche perché altrimenti avrei un brutto ricordo del Maradona, quindi meglio di no. E il padre, amico del padre, cosa ne pensa invece di questo momento? No, perché 3 partite di fila decisive sbagliate sono un momento no molto grave. Lo so, purtroppo nemmeno noi non sappiamo che è successo, purtroppo. Speriamo che oggi almeno di vincere per fermare il 4 posto, il terzo posto e il quarto posto, diciamo, perché è la cosa più importante, diciamo. Spalletti deve essere confermato secondo lei? Io penso di sì, perché non credo che tutta colpa sia di Spalletti, sia anche di qualche giocatore che sta tirando per sé. L'ultima su Insigne, la penultima sua al Maradona, crede che ci sarà un saluto o qualche critica, magari con qualche fischio per il capitano? No, io penso che l'ultima col Genova ci sarà un saluto sicuramente, perché Insigne purtroppo fino all'ultimo, come sto vedendo pure io, sta dando l'anima per la maglia, diciamo. Sì, sì, come no. Grazie, buona partita. Continuiamo il nostro giro. Vuole intervenire Calcianoli 24 in diretta? Tu sei? Cristian. Cristian, un commento su questa stagione e questa partita, anche una domanda: perché siete qui, fra virgolette perché? Perché lo so che i tifosi sono tifosi nel bene e nel male, però tutti si aspettavano uno stadio deserto quasi per la partita di oggi, invece la risposta più o meno è deserto, sì, perché qui di solito c'è una folla oceanica qui all'esterno dello stadio, però comunque non ci saranno 3-4 mila spettatori, ma ben di più. Quindi innanzitutto perché siete qui, fra virgolette? Perché questa è la prima volta che vado allo stadio e quindi volevo andare allo stadio anche dopo una sconfitta per vedere il Napoli rialzarsi e magari vedere una vittoria. Così si fa, Cristian. E invece il padre, 2 parole sulla partita di Empoli, lo so che è dura riparlarne, però... La partita di Empoli è stata, insomma, particolare, sinceramente non me l'aspettavo da tifoso e non credevo che si arrivasse a tale situazione. Prendere così 3 gol in pochi minuti e alla fine, con la speranza di poter vincere finalmente questo scudetto, non ce l'hanno data e siamo dispiaciuti molto, sinceramente. E l'ultima, la sua reazione dopo Bologna-Inter di mercoledì e il 2-1 con il gol di Sansone, cosa ha pensato? Un'ulteriore beffa, perché quei 3 punti sarebbero serviti
ma molto, molto. Purtroppo hanno dato ulteriore dimostrazione che non sanno combattere e potevano combattere molto, ma molto meglio. Purtroppo sì, e chissà quale sarà oggi l'accoglienza dello stadio, voi applaudirete, fischierete, neutri? Vabbè, i tifosi applaudono sempre, a prescindere, però anche perché poi protestare alla fine non serve a nulla se non a farli spronare e a farli combattere almeno nelle ultime partite per non perdere almeno il terzo posto, perché qua c'è anche il rischio di perdere pure il terzo posto. Grazie, Forza Napoli, buona partita soprattutto. La prima partita del Napoli del piccolo, come ti chiami? Pasquale. Pasquale, togli il cappello, te non si vede in... Allora, il tuo giocatore preferito innanzitutto? Osimhen. Osimhen, mica c'è la maglia di Osimhen, girati, no? Senza nome? No, il tuo no. E dopo Empoli-Napoli che hai pensato? Tu che sei un giovane tifoso che hai ancora tanto da vedere? La partita contro l'Empoli è stata una sfiga totale, cioè non abbiamo giocato proprio bene, quindi vinciamo, dai. Questa dobbiamo vincerla per forza. Quanto finisce oggi? Per me finisce un 3-2 Napoli. Bella combattuta, grazie Pasquale, grazie anche al papà, ci saluta, Forza Napoli sempre. E continuando appunto il nostro giro, prima di sentire qualcun altro, il Napoli dovrebbe scendere in campo nel 4-3-3 di Spalletti con Ospina fra i pali, poi Zanoli, Rachmani, Koulibaly e Mario Rui, con Di Lorenzo che è in panchina, poi Anghissà, Faber Ruiz, Zielinski con poi in attacco Lozano, Osimhen e Insigne. Vedete qui la situazione, come abbiamo detto, è surreale perché c'è davvero pochissima gente qui all'esterno dell'ingresso dei pullman. È arrivato il Sassuolo che è stato neanche accolto da fischi, anzi non è stato assolutamente accolto di fatto, un'indifferenza più totale, perché si recepisce come il clima qui sia tutt'altro che gioioso, ma comunque vediamo come ci siano comunque numerosi tifosi presenti che adesso proviamo ad andare ad ascoltare prima di lasciarvi poi la partita e tutti i contenuti su Calcio Napoli 24, perché appunto la partita sta per iniziare a breve, in diretta su Calcio Napoli 24. Due parole su questo finale di stagione. Voi siete? Come si chiama lei? Non ho capito. Come si chiama lei? Michele. Michele, allora, Empoli-Napoli, dopo anche il suo figlio, Empoli-Napoli, una forte delusione, come l'ha presa questa sconfitta? Facciamo parlare Michele perché il padre si vergogna. Allora, tu come ti chiami? Cesare. Cesare, un nome romano, speriamo che... Tu di Napoli, no? Sì. Non è solo la sciarpa, ok. Oggi come la vedi e come hai visto Empoli-Napoli, se sei stato deluso tanto? Empoli-Napoli è stata una delusione, spero che si riprenda in questa gara con il Sassuolo. Speriamo. E pronostico? 2-1 Napoli. 2-1 Napoli, anche perché bisogna vincere in caso... una domanda, in caso di sconfitta, come reagiresti oggi? Fischi... Fischi, anche applausi però, perché bisogna sempre giocare. Grazie Cesare, si fa così, grazie anche al padre. Ha detto che ormai siamo abituati, ha detto lei, perché giustamente dopo questo trittico di belle partite... Oramai nelle ultime giornate, come va oramai è tutto in più. Cioè la vedo completamente deluso e rammaricato e anche un po' arrabbiato, però non arrabbiato, un po' triste forse addirittura, perché ci credeva forse. Comunque oggi vince 4-1. Proprio in show, perché è impossibile che perda secondo lei. Vai, Simo, parla. Tu invece chi sei? Mi chiamo Simone. Mi chiamo Simone. Simone, innanzitutto il tuo giocatore preferito del Napoli? Osimhen. Osimhen, pensi che possa segnare oggi? Sì, deve essere anche fornito da Insigne e dagli altri. A proposito di Insigne, oggi è la sua penultima partita qui in casa. Sei dispiaciuto per il suo addio? Ci tenevi al capitano? Sì, perché ha sempre onorato questa maglia da quando è venuto e speravo che rimanesse. E invece è un messaggio per Lorenzo, magari che lui ci vede, ci conosce e ci vede, quindi magari se gli vuoi dire qualcosa. Spero che rimanga, però ormai è già firmato con il Toronto. O magari possa tornare prima di chiudere la carriera. Ci spero perché ha sempre donato questa maglia.
Grazie al piccolo. C'è un altro bambino che vuole parlare, come ti chiami tu? Natale. Natale, ok. Come vedi la partita di oggi? Sei stato deluso dopo Empoli? Il tuo pronostico per oggi? Io penso 2-1 e la partita scorsa sono stato molto deluso. E dopo Bologna-Inter invece che hai pensato? Con l'Inter che ha perso il Napoli poteva essere lì e sopra l'Inter addirittura. Secondo me l'Inter ha giocato molto male per poter perdere con una squadra così. Quindi ancora più rammarico. Grazie. Grazie a te Natale, e c'è anche il padre che ci controfilma, anche due domande a lui, un parere su Spalletti, secondo lei deve essere diciamo trattenuto per la prossima stagione oppure è ora di cambiare? No, penso che è meglio trattenerlo, magari ci può dare speranza ancora per il prossimo anno. E Spalletti penso che è un grande allenatore. Ci crede per lo scudetto per l'anno prossimo? Per l'anno prossimo penso di sì, speriamo, incrociamo le dita. L'ultimo pronostico per oggi? 2-1, come ha detto mio figlio. 2-1, speriamo bene. Qui tutti che ci filmano per essere appunto ricordarsi il momento di questa breve intervista da noi. C'è un altro bimbo che vuole intervenire, come ti chiami tu? Cristian, Ciao Cristian, allora un pronostico per oggi innanzitutto, poi chi è il tuo giocatore preferito anche? il mio giocatore preferito è Mertens. Secondo me Napoli finirà 2-0. 2-0 e l'ho chiesto anche un po' a qualcun altro. Insigne oggi è la sua penultima partita alla Maradona. Hai un messaggio per il capitano ormai ex che ci tenevi alla sua permanenza? Sei rimasto deluso? Sì, ci tenevo alla sua permanenza anche perché ha fatto di tutto per restare a Napoli e mi dispiace che se ne va da Napoli. Basta. Quindi Lorenzo, ci dispiace, anche il piccolo tifoso qui dispiace, ringraziamo anche il papà, forza Napoli, vedete, buona partita a tutti. Qui ricordiamo all'esterno del Maradona, da cui appunto vi saluto e vi lascio tutti gli aggiornamenti. Mentre vi lascio tutti gli aggiornamenti, però c'è un ultimo tifoso che vuole parlare, vuole dire la sua, proprio prima di staccare la diretta. Siamo con Edo Manuel. Edo come il figlio di Laurentiis. Mi ha ucciso. Ovviamente la battuta, immaginavo la reazione, chiudiamola qui. Qual è il tuo pronostico per oggi innanzitutto? Oggi si vince e ci qualifichiamo in Champions. Troppe partite che non sono andate come dovevano andare. Oggi secondo me il Napoli darà una bella reazione. Oggi vinciamo e portiamo i 3 punti a casa. Speriamo, e ti ho visto anche abbastanza agguerrito quando mi hai attirato la mia attenzione. Volevi dire qualcosa su Empoli-Napoli magari oppure in generale? Sì, volevo dire una cosa su Empoli-Napoli, che comunque il pallone rotondo si può perdere, ma non così subendo 3 gol in 9 minuti. Più rispetto per i tifosi che comunque ci mettono sempre il loro sostegno, lasciando a casa famiglie, soldi, rispetto per coloro che sono andati a Empoli a prendere la pioggia per tutti i 95 minuti, e solo questo, più rispetto per la maglia, per i tifosi. Io penso che di sconfitte ce ne sono, ce ne saranno, ma non esiste disertare lo stadio, non esiste andare contro, bisogna sostenere, magari però più rispetto per i tifosi che vanno a vedere la partita in curva, sempre in trasferta. È brutto non andare nemmeno sotto la curva dopo 90 minuti sotto la pioggia a cantare, nemmeno a salutare, quindi più rispetto, ma sempre passione e forza Napoli. Tra l'altro la tua maglietta dice tutto, quindi anche la vostra maglietta, girate a tua difesa 1926, ragazzi vi ringrazio. La fede non si diffida. sempre a fianco del Napoli, sempre. Sempre forza Napoli. Fino alla morte. E con questo bellissimo messaggio direi che possiamo chiudere, e quindi vi lascio alla gara. Quindi un saluto qui all'esterno del Maradona dal inviato di Calcio 24 Marco Lombardi, e buona partita a tutti.